Bella ragazzi, ciao a tutti dal comandante veneziano. Ragazzi, finale dei mondiali impossibili. Olanda-Inghilterra. Olanda, la regina senza corona, sconfitta 74-78 e 2010. Inghilterra ha vinto solo nel 1996. Nel 1966, ragazzi, il cume è andato. Quernò è la solita maglia. Guardate l'Inghilterra, ha trovato le maglie di Euro 96, questa bella, ma questa è la mia preferita in assoluto. E niente raga, quindi per l'Inghilterra unico successo nel 66, per noi sono successo le 3 finali perse, adesso l'occasione è finale persa più quella del mondiale impossibile con l'Ucraina. Mi sarei rotto i maroni, vorrei vincere, niente, proprio Promes è sempre finito. Vabbè, la squadra è questa, Strootman morto, andiamo. E adesso portiamola a casa però, mi sono rotto i coglioni di perdere, mondiale impossibile. Mi sono proprio rotto i maroni. Vai raga. Benvenuti alla partita più attesa, allo spettacolo più Celtic emozionante delle calcio Park. internazionali. Quasi in casa l'Inghilterra, bella bella, la Coppa dei Mondiali è qualcosa di meraviglioso. Ma adesso finalmente ci siamo. È il momento di godersi l'incontro che tutte le Guarda nazionali che bella la guardano maglia con caldo, inglese, mamma ma che mia, una invece delle più belle della nel storia è bilancio stata. solo delle due Si migliori parte squadre ragazzi, non ci la fosse regina senza corona contro i maestri inglesi che hanno vinto solo in casa rubando. nella storia del calcio. Il Celtic Park è senza dubbio il cuore pulsante della zona di Parkhead qui a Glasgow. Una Il cuore destinazione che puzzante. incalza ancora più a Attenzione brividi dopo Bergwin. giorni di partita Bergwin, combattuti, Virgilio, grazie Bergwin. ai 60.000 tifosi sugli Mamma mia, ma è un po' di fortuna che il portiere la butta, non e so, la sulle respinga male, parole, sulle niente. sensazioni provate dai giocatori nei minuti che precedono C'è questo una match. tensione atroce. Io ne ho sentite tante, Abbiamo perso con la Francia malissimo, aspettative 3-0. favolose e anche In merito una di un finale rigore giusto beffarda. per decenza, ma a parte gli scherzi. Ma cosa dici? Veramente Madonna, che sale basta, pensare alla dei basta. calciatori in questo momento. Basta, Caresso, sei una persona con dei problemi, basta. Bergwin per Rud. Vai Rud, vai Rud, 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 non ci credo. Pickford para. Non comincia bene a livello di fortuna. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Scatta verso il pallone. Kane! Grandissimo Virgilio, ma che sfiga. Sentirà a casa Virgilio. L'Inghilterra sta tenendo Dumfries. entrambi i terzini. Vogliono aumentare le spunte sulle fasce, Blind. limitando l'avanzata degli esterni avversari. Giorgino, Wijnaldum. Wijnaldum si invola. Wijna si invola per Bergwin. Siamo partiti meglio noi, ma non di là, non era per lui, era... Vabbè, cominciamo con gli errori nei passaggi. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Buono De Jong. La mette in avanti. Bellissimo Rud. No, Rud, era un passaggio facile. Stones. La stiamo giocando noi però, ce la meritiamo noi Beppe. 0-0. Gioca con un pallone lungo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Mamma mia. Cross attraversa Sudori freddi. parte a parte. Ok. Blind. Vai Blind. Blind per Francuzzo. Fa avanzare l'azione. Vai Rud. Vabbè. Il portiere ha fatto una mezza cagata, ma recupera. Attenzione Depay. Memphis. Niente. Passaggio errato apposta, perché il gioco fa schifo, ti odio. Quando fai sbagli così veramente, mamma, mi sale il nazismo. De Jong. Gioca in aria. Ah, vaffancuore. No, proprio ti sale una tensione inimmaginabile. Van Aanholt. Depay! Memphis! Depay! 1-0! 1-0 Olanda! Da lì e senza difensori e impensierino sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Mamma mia, mamma che gol. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'impeccata perfetta. Grande Depa, si è svegliato al momento giusto, siamo in vantaggio. Siamo sopra. Terzo gol per lui nella competizione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Segnare per primi è sempre un vantaggio, ma farlo in una finale è spesso decisivo. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa.
Da lì può segnare, ci prova. Mamma mia. Gol di poco sfortunati qui. Mamma mia. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Ocio. È riuscito a passare. Portiere, roba tua. Stiamo calmi e stiamo buoni. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a creare... No, la cagata no. Cerca il tiro. E colpisce. Guarda che culo. 1-1 subito. Ha trovato la parità. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurre... Beffa all'errore. atroce. 1-1. Niente male, ne ha già segnati 6 in questa competizione. Ma c'è anche la sfida, forse Rudd Kane, adesso che non è, adesso che Il mister mi non sarà molto ricordo. contento. Erano Oh, passati ma vai in... un attimo fa, ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Vai Rudd. Palla nello spazio, attenzione. Incredibile. Vai Rudd. Vai Rudd. Rudd. La piazza male, incredibile, niente. Non siamo fortunati, c'è niente da fare. Allontana il pallone. Un tiro hanno fatto. Un tiro. Scodella in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Allarga il gioco a destra. Numero. Cerca il secondo palo. Portiere, roba tua. Finale tesissima. Rudd fa una gran cosa. Qua dopo fa un passaggio di merdation. Barkley. C'è la palla lunga in avanti. La gioca a sinistra. C'è il cross. Incollata. Incredibile. Incredibile, beffa atroce. Sancho porta in vantaggio l'Inghilterra. Adesso con Giorgino. anche se solo con Giorgino entra in area Giorgino. Subito la risposta olandese. Che finale! Che finale! Bergwijn 2-2. era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Qui vorrei sottolineare l'assist... Grande Bergwijn, mamma mia che finale. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è Oh. rimasto che depositare il pallone in porta. Ma vaffa. Nuovamente in parità, non mollano mai. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati... Scusate puniti ragazzi, subito. ma Complimenti mi è agli uscito, avversari. mi è uscito dal desktop per una notifica del Kaiser. Vai. Ecco, bello, mi sono anche distratto. Zio Ken. Lancio lungo del portiere. Finisce qui una prima frazione di gioco molto intensa, tutti a prendere un teccato. Seconda frazione. Finisce il primo tempo della finale, che opinioni ti sei fatto? Mi sembra che le squadre stiano dando tutto quello che hanno. In campo c'è una vera battaglia. Tutte e due vogliono vincere e si vede. Adesso potrebbe essere un episodio o una giocata di un singolo a decidere la gara. 2-2 e si va così all'intervallo. Dai, raga. Di un primo tempo scoppiettante. Vai Rudd. Madonna Rudd! Van Nistelrooy, che cacchio di gol! Luca, il tuo giudizio sul gol? Mamma mia che golasso! Direttività. Spesso è molto più difficile... Ding! Un esternazzo puro quasi di punta. 3-2. Che ha portato a casa la settima rete nel torneo. E siamo avanti anche a cane. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Partita ricca di emozioni fino a questo momento e un finale ancora tutto da scrivere. Non potevamo chiedere di meglio. Questa è la It's magia... incredible, Pume. It's incredible. Vai Van Aanholt. Van Aanholt per Blint. L'Inghilterra sembra cotta. Sono cotti. Sono cotti. Bella palla, devi approfittare. No, qua ho sbagliato io. Che cazzo volevo fare non si sa. Speriamo di non pagarla. L'allenatore decide che è il momento di Esce Charles Barkley. Jordan Henderson avrà il compito di creare occasioni in profondità. Ex Phoenix con le Suns. sue doti di uomo assist. Chilwell, Incredibile. Stones, pallone lungo in verticale. Occhio Fioi. Jordan Henderson, Sterling,
fa avanzare l'azione sulla fascia. Ok, vai De Jong. Una difesa cauta che lascia Rude. qualche metro. Ma perché questa Bravissimo Rude. La dà Memphis. Rude sbaglia però il dribbling, però è fallo. È roba nostra. un calcio da fermo. L'arbitro lo richiama Francuzzo. preciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. L'Inghilterra è un po' allo sbaraglio, devo approfittarne. Cross verso il centro. E il portiere la fa sua. Sterling. Mamma mia, stiamo zitti. Stiamo zitti. Riceve dall'altra parte del campo. No, non ci credo. Sulla fascia, in profondità. Alle. Mostrano un buon controllo del gioco. No. E fa ottimo salvataggio. Cosa ha preso Klese? Cosa... Su Kane. Mamma mia, palo atroce. Palo atroce inglese su miracolo del portiere olandese. Devono buttarsi. Bravissimo De Ligt. Assolutamente. Adesso si soffre. Va il contropiede, l'Inghilterra è tutta in avanti. Maguire ha fatto buona guardia. Noi andiamo in difesa. Cerca di pescare. Siamo in fase difensiva adesso. Kane. C'è spazio, occhio. Bravissimo Virgilio. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. De Jong è morto. Siamo Van de Beek e Promes anche se non sono in forma. Che può sprecare la partita Promes. Stones. Lungo passaggio in avanti. Siamo in difensiva. Kane. Cerca di sfruttare gli spazi. Ocio. Bravissimo Dumfries. Vai Depp. Vai Johnny Depp. Johnny Depp Depay. Attenzione Doom. Vai Doom. Vai Doom. Vai Doom. Vai Doom. Mettila bene in mezzo. Doom. Peccato. La mette sulla sinistra. Fischio del direttore. Va bene di gara. così. Calcio di Ma punizione. no, dammi il cambio, zio porco. Ok. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta alla prossima scorrettezza. Dovrà fare molta attenzione. Wijnaldum. Promes appena entrato, fa subito la cagata promessiana. Palla intercettata. Promes cazzo è entrato, ha fatto due cagate. Palla filtrata per Sterling. Ti prego, teniamo duro. Bravissimo Doom, ancora Doom. Lunga però. Ma Depay la prende. Vai Depp. Vai Depp. La dà molto bene per Promes. Appena entrato che se non è in forma può fare qualcosa. Una difesa ruvida. 77esimo. Niente, non riusciamo a trovare il bandolo della matassa Fa avanzare l'azione. per chiuderla. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi. Ottantesimo. E che l'Inghilterra ha paura di... Dai che i maestri fanno schifo. Promes. Promes per Blind. Promes. Rude per chiuderla. No, no. Può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. C'è la palla lunga in avanti. 83esimo. Questa palla è per No, no, la spezzata della vita no. Ma cosa ha preso? Cosa ha preso Dumfries? E fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori. Nulla ha senso, tuono incredibile a casa mia. Ma chi se ne fotte? 85. Mancano 5 minuti e siamo sopra. Della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Rude con il cuore prendila, non la prende. Ma dà fastidio. la calcia lontana. I tifosi irlandesi sono invisibili, ma stiamo calmi. Cerca l'uomo là davanti. Queens, no, Promes, no, è entrato malissimo, Promes in campo. Ma Van Aanholt la recupera, manca un minuto. Manca un minuto. Merda. Provano a ripartire da dietro. Pallone lungo. 2 di recupero. Siamo a un passo dalla glo. Kane. Fallo Non ci netto, credo. Nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Arriva il direttore di gara. Ammonito. Decide, scatta la munizione prevedibile. Ti prego, non adesso, no. Preoccupati vanno No, come Euro 2000 Italia-Francia, ti prego, Un no. fallo dettato dalla poca lucidità che si ha a fine partita. No! Ma Chris, ancora lui! Dice no!
Mamma mia, boom! Il portiere ha risposto veramente alla grande. Siamo a un passo da tutto. Attenzione, esce che il portiere. Le prova tutte l'England. No! Ed è fatta! Finalmente! Primo mondiale impossibile! Con la squadra forse più forte. Ma comunque, durissimo, non ha mai vinto un mondiale. Sono i campioni del mondo. Siamo campioni del mondo. Campioni del mondo. Tutta la squadra, ricordi indelebili per i sostenitori e motivatori. È fatta, raga, finalmente. Un capitolo brillante da aggiungere ai loro annali. Mamma mia, ci voleva. Iniezione di fiducia per il prossimo mondiale impossibile. Per l'Inghilterra, tanta amarezza. Oh, alza la Virgil, alza la Virgil. Alza la Coppa Champions mondiale, che ne so. Madonna, che brutta. Siamo campioni, c'è una lacrima nel volto dei giocatori. E anche nel cume, che l'ha portato finalmente a casa sto mondiale. Partita poi una finale bellissima, oltretutto. E Virgilio la alza con il cuore. La foto, ci sembrano cagare i giocatori, ma va bene lo stesso. È fatta, raga. È fatta, raga. È fatta, raga. Campioni du mondo. E vinciamo così la Colombia terza, la Nigeria quarta, quindi Olanda, Inghilterra, Colombia. Allora, info competition. I gol vince Rud e Rodriguez. Peccato, speravo di vincere da solo, invece ha messo Rodriguez, fa 7 gol come Rud. E gli assist vince, incredibile, beffa tutti i Iwobi e vince Iwobi. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, siamo campioni. Ciao!